Scioglierà le riserve venerdì. Giorgio De Nardi, candidato sindaco in pectore del centro-sinistra trevigiano. A Ring parla della sua idea di città e definisce un buon amministratore di condominio Mario Conte. Una giornata di lutto giovedì a San Donà per ricordare le giovani vite che si sono spezzate nelle ultime settimane, non solo le vittime dell'incidente di domenica sera. Falso dipinto del Tiepolo sequestrato dalla Guardia di Finanza di Venezia, indagati 2 trevigiani. Spedisce in Italia i suoi strumenti musicali e il Corriere li perde, ora sono introvabili. È successo ad un moglianese che lavora nel Regno Unito. Un tir ieri si è incastrato nel sottopasso di Villorba rovesciando sull'asfalto una tonnellata di mais, disagi alla viabilità. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha deciso di prorogare le luminarie natalizie fino al 14 febbraio, visto il successo soprattutto delle luci a forma di cuore ai Buranelli. Continuano gli eventi per celebrare i 30 anni di Radiofiera, in arrivo una mostra, un libro e concerti che ripercorrono la storia della band che ha portato le canzoni in dialetto nel mondo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi: accise e benzina alle stelle. Colpa del governo? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde, 0422 16 26 691. Se invece volete rispondere no, vedete in rosso, lo 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Scioglierà le riserve venerdì Giorgio De Nardi, candidato sindaco in pectore del centro-sinistra trevigiana. A Ring, la trasmissione di politica di Antenna 3 in onda questa sera, parla della sua idea di città e definisce un buon amministratore di condominio l'attuale primo cittadino Mario Conte. Sentiamo. Stiamo concludendo le nostre valutazioni, io con il mio team e con i vari sostenitori, diciamo partiti e non, e venerdì arriveremo a una conclusione di quale sarà anche l'impostazione della squadra. Io non escludo di poter partecipare anche con altri ruoli, non lo so. Ospite del vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino a Ring, Giorgio De Nardi annuncia che scioglierà venerdì le riserve sulla sua candidatura a sfidante di Mario Conte per la poltrona di sindaco di Treviso, e anche se mantiene un velo di dubbio, le sue ultime mosse, l'incontro con il primo cittadino di Padova Sergio Giordani e con quello di Verona Damiano Tommasi, sono quelle di un apprendista candidato che ha già una chiara idea di città, a cominciare dal tema della pedonalizzazione. Secondo me pensare a una progressiva chiusura e una trasformazione dei parcheggi in aree verdi, per esempio, sarebbe una cosa... E dove si mettono le macchine per arrivare lì e camminare a piedi? Le macchine devono essere contenute da dei parcheggi molto importanti che stanno fuori mura e che magari sono collegati anche con dei bus elettrici che fanno frequentemente la spola tra i parcheggi Quindi esterni. l'intero muro è tutto pedonalizzato circa? Fondamentalmente, progressivamente sì. 62 anni, 4 figli, un passato da calciatore, De Nardi parla di sicurezza, sanità, ambiente e del campo largo che vorrebbe intorno alla sua figura. Il PD, le liste civiche e tutti gli elettori dice che si ritroveranno nella sua visione di sviluppo. È il momento dei civici, si chiede proprio sui social, con la ferma intenzione di portare in amministrazione la sua esperienza di manager e imprenditore. Che pensa di Mario Conte? Ma è un buon amministratore di condominio, sta facendo... Un buon amministratore di condominio? Sì. Io l'ho visto anche alla riunione degli imprenditori quando c'è stata la fusione Padova-Treviso-Venezia, è stato tra i sindaci quello più brillante. Però devo dire che ha parlato di rugby, non ha parlato di progetti. Io mi aspetterei da un sindaco di capire dove vogliamo andare. De Nardi non le manda a dire, dunque la campagna elettorale si preannuncia spigolosa, ma Treviso conclude ha bisogno di una visione a lungo termine. Questo è il mio obiettivo. Treviso potrebbe e dovrebbe diventare la città dove la qualità della vita è al primo posto in Italia. Corsa verso Casugana che si surriscalda, tutti guardano all'intervista di questa sera a De Nardi, definito una primula rossa da Roberto Grigoletto, che parla anche della candidatura a sindaco per il terzo polo di Nicolò Rocco.
Sul fatto che ci sia l'imprimato, l'investitura di Calenda, non c'è nessuna investitura da parte di Calenda, nel senso che Calenda ha chiamato e ha detto il candidato è questo. Sul nome di Nicolò Rocco manca quindi il suggello dell'ufficialità, nonostante la strada tra i centristi del terzo polo sembri tracciata in vista delle comunali 2023. Io penso che Nicolò Rocco, che è l'attuale capogruppo in consiglio comunale, ha 10 anni di esperienza amministrativa, 10 anni che è consigliere comunale, prima di maggioranza, ora di minoranza, ma insomma ha delle esperienze importanti anche dal punto di vista professionale, quello che ha portato il TEDx a Treviso, insomma sia un profilo giovane, peraltro, un giovane che lavora, perché quando ero nel PD e ho polemizzato e sono uscito, come lei ricordava, dal PD per la questione delle candidature contro la scarpa, io non ce l'avevo affatto con i giovani, io sono favorevole a quei giovani che si impegnano in politica, che però hanno un lavoro e hanno un po' di esperienza. Insomma, la stoccata al PD è già servita nelle ore in cui ci attesa per l'intervista di stasera a Ring a Giorgio De Nardi. Intanto complimenti per essere riusciti a fermare, a bloccare la prima rossa di De Nardi, e tutti quanti ci auguriamo che stasera, attraverso la vostra emittente, finalmente decida se scendere in campo o meno, perché tutti quanti lo chiedono. Una stoccata a De Nardi arriva anche dall'uscente Mario Conte, che fa riferimento a un recente sondaggio sul tema della sicurezza commissionato dallo stesso imprenditore digitale nelle scorse settimane. Ho letto dei post legati alla sicurezza dove definivano la città una città insicura, piena di risse, di sparatorie, insomma raccontando ai cittadini un sacco di balle soltanto per raccimolare qualche voto. Ecco, io chiedo ai candidati che sia una campagna elettorale corretta all'insegna delle proposte, di una visione di città che può essere diversa dalla mia, ma non all'insegna delle balle, dello screditare una città, non tanto il sindaco ma la città. Ed ora la cronaca, una giornata di lutto cittadino per ricordare le giovani vite che si sono spezzate nelle ultime settimane. A San Donaggio giovedì sarà il giorno del dolore. Il Comune ha invitato tutti per un minuto a sospendere le attività. Si ricorderanno non solo le vittime dell'incidente di domenica sera, ma anche Giorgio Conte, il 15enne morto prima di Natale che frequentava la scuola edile di Treviso. Abbiamo voluto dare un segno di vicinanza a tutte le famiglie, e su questo in qualche modo stimolato e sostenuto anche da buona parte della comunità, che in diversi modi sta cercando di farsi vicino, insomma. Un minuto di silenzio e la sospensione di tutte le attività alle 10 del mattino. Giovedì sarà il giorno del dolore a San Donà di Piave. Il sindaco Andrea Cereser lo aveva preannunciato subito dopo la tragedia di domenica sera, costata la vita ad Alessandro Polato e Maria Chiara Guida, 23 e 20 anni, morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano con altri 3 coetanei e un guardrail alle porte della città. Tutte le manifestazioni pubbliche programmate, prevede l'ordinanza pubblicata in giornata, saranno quindi fermate e verrà esposta a mezz'asta la bandiera del comune, un segno di raccoglimento che è stato disposto anche per ricordare altre 2 giovani vite spezzate. Soltanto nel fine settimana la morte di Nicolò Roberti, 32 anni, trovato esanime in casa forse per un infarto, faceva l'operaio Nicolò che lascia una moglie e una figlia piccola. E poi Giorgio Conte, il 15enne morto il 21 dicembre, astronascente della Rugby San Donà e studente alla scuola edile di Treviso. Il nulla osta ai funerali, che si terranno domani mercoledì alle 14:30 in Duomo, è arrivato solo nei giorni scorsi. Per la sua morte sul registro degli indagati sono finiti 8 medici dell'ospedale di San Donà, tutti quei professionisti che tra il 15 e il 16 dicembre si erano occupati del suo caso. Il ragazzo arrivò in pronto soccorso con un forte mal di testa, ma a seguito di un attacco con esito negativo venne rimandato a casa, salvo poi essere ricoverato il giorno dopo in condizioni critiche, portato poi a Padova. Un'indagine allargata in modo da dare a tutti i sanitari la possibilità di difendersi con un legale e un consulente medico. Nell'epigrafe i genitori Eleonora e Roberto ringraziano gli operatori del reparto di terapia neurochirurgica dell'ospedale di Padova. Le offerte saranno date in beneficenza. Giorni difficili per le famiglie coinvolte e l'intera comunità. È un periodo, diciamo, brutto, perché anche visto gli avvenimenti passati, sì, non è proprio un bel periodo. Un periodo un po' strano in cui sono più le domande che uno si fa rispetto alle risposte che magari cerca di trovare. Falso dipinto del Tiepolo sequestrato dalla Guardia di Finanza di Venezia, indagati 2 trevigiani.
Sequestrato l'Apollo con lo scudo, un falso dipinto attribuito al Tiepolo. Sul mercato da almeno 3 anni era stato più volte venduto e ricomprato, ma era appunto un falso e riprodotto nel 1950, così dalle analisi al carbonio effettuate. La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione su ordine della Procura di Treviso al sequestro del falso dipinto e che vede ora 2 persone indagate, entrambe residenti a Treviso, ovvero il presunto autore del falso e colui che lo avrebbe posto in vendita. L'elemento peculiare che ha insospettito i finanzieri è stata la presenza di più accrediti di autenticità rilasciati sotto forma di relazioni peritali da esperti d'arte defunti, certificazioni che spesso sono utilizzate da falsari trafficanti d'arte per autenticare dipinti di pregio o comunque per nasconderne la dubbia provenienza. Truffe online, una trevigiana accusata di riciclaggio, le indagini dei carabinieri di Verbania. A Pieve di Soligo invece una quarantenne denunciata per aver raggirato una 62enne. È una 53enne di Breda di Piave, la donna accusata, assieme ad altre 3 persone residenti a Cuneo, Modena e Ravenna, di riciclaggio. Le indagini dei carabinieri di Verbania sono scattate dopo la denuncia di un 70enne del posto vittima di una truffa. In pratica l'anziano aveva bisogno di 10.000 euro per sottoporsi ad alcune cure mediche e si era rivolta ad una pagina su Facebook che proponeva prestiti a condizioni apparentemente vantaggiose. Prima di erogare la somma pattuita, i gestori della pagina hanno convinto il 70enne a versare 4.000 euro in 2 tranche adducendo diverse scuse, poi si sono dileguati. I carabinieri stanno risalendo al gestore della pagina, ma sono state comunque individuate e denunciate 4 persone, tra cui la trevigiana, coinvolte nel raggiro. Altra truffa online, i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo hanno individuato una quarantenne di origini ivoriane che aveva posto in vendita su un sito di annunci economici una 90ina di sacchi di pellet per i quali una 62enne del Solighese aveva versato alla venditrice la somma di 300 euro. La merce tuttavia non è stata mai recapitata e la venditrice, una volta ricevuto il corrispettivo, si era resa irreperibile all'acquirente. 4 giostrai trevigiani sono stati condannati per la spedizione punitiva in un campo rom rivale a Vigonza nel 2016. Tutti e 4 insieme sono stati condannati in totale a 34 anni di carcere. Il tribunale collegiale ha emesso la sentenza per 4 giostrai accusati di essere i responsabili di un assalto a colpi di pistola in un campo rom di Pionca di Vigonza nell'ottobre del 2016. I 4 sono Nike Moretti, di 46 anni, di Pianiga, Alain Gabrielli, di 45 anni, domiciliato nell'accampamento di via Casoni a Riese Pio X, Luca Maior, 51 anni, e Thomas Innocenti, di 43, di Vedelago. Sono stati condannati ognuno a 8 anni e 6 mesi per tentato omicidio per aver sparato numerosi proiettili contro le roulotte del clan rivale della famiglia Pavan a Vigonza. Non potranno entrare per 2 anni in determinati locali pubblici. Il DASP è stato firmato dal questore di Treviso, il primo nei confronti di un romeno quarantenne con precedenti di polizia residente a Gaiarine, che la notte di Natale aveva minacciato con un coltello il titolare di un bar del centro. I carabinieri intervenuti che lo hanno denunciato per minaccia aggravata nel corso della successiva perquisizione presso la sua abitazione hanno trovato nascosto un taser e una riproduzione di una pistola priva del tappo rosso. Il secondo DASP è scattato nei confronti di un albanese 41enne di Vittorio Veneto, anche lui con diversi precedenti, che si è reso responsabile di 2 reati in 2 pubblici esercizi. La notte del 23 dicembre, ubriaco, si era rifiutato di uscire da un bar che stava chiudendo ed opposto resistenza verso i carabinieri intervenuti che lo hanno denunciato. Qualche sera dopo, sempre in preda ai fumi dell'alcol, fuori da un locale ha sferrato un pugno ad un avventore che stava per salire sulla propria autovettura, causandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Spedisce in Italia i suoi strumenti musicali e il Corriere li perde. Ora sono introvabili. È successo ad un moglianese che lavora nel Regno Unito. E anche dopo che li avevano già dati per persi, i pack erano ancora lì a Cardiff. È diventata un'odissea quella di Sebastiano Antonio Rizzo, musicista moglianese che ha spedito i suoi strumenti musicali da Cardiff alla sua abitazione in Italia nel periodo di Natale. Solo che quei pacchi a Mogliano non sono mai arrivati, anzi sono tornati indietro per essere restituiti, ma degli strumenti nessuna notizia. Un pacco
non poteva andare in Italia perché doveva essere parte di una spedizione unitaria di 11 pacchi. Gli altri 10 pacchi non potevano essere spediti in Italia perché nel frattempo avevano cambiato il codice. Si sono perse le tracce dunque e dopo un ritrovamento sulla carta sono di nuovo spariti e a tutto questo si aggiunge un groviglio di mail. Sono riuscito a convincere che sì, effettivamente io sono il mittente, sono un destinatario, però non possono più spedire a quell'indirizzo originario perché nessuno ci abita più lì, non ho neanche più contatti che possono ritirarlo in maniera sicura. E ho chiesto di spedire a un altro indirizzo dove mi trovo attualmente. Erano d'accordo, salvo poi dirmi che no, possiamo spedire solo un paio di pacchi perché gli altri li abbiamo persi. Bassi, chitarre e strumenti vari, oltre al materiale di studio universitario per gli esami di farmacia. Sembra tutto perduto, anche se la speranza di ritrovarli rimane viva. Risultano persi, però se guardiamo ai codici e alle varie scansioni, in realtà dicono che sono ancora in una location sicura. Ma Sebastiano non molla e rivuole indietro i suoi strumenti, disposto a dare battaglia fino in fondo. Io spererei soltanto che qualcuno andasse in magazzino, recuperasse gli strumenti, perché non è possibile che un pacco si muova da solo da un giorno all'altro senza che nessuno se ne accorga, e si decidessero a rispedire almeno qui a Cardiff. Intanto questo, poi per rimborsi, cause e tutto il resto ne riparliamo dopo. Intanto mi basta soltanto di avere la mia strumentazione. Ed ancora cronaca, un tir proveniente dalla Croazia nel pomeriggio di ieri si è incastrato nel sottopasso di via Selghere, rovesciando sull'asfalto una tonnellata di mais. Disagi la viabilità perché ci sono volute più di 2 ore per liberare il mezzo e pulire la strada sotto il controllo della polizia locale. L'autista del tir è stato multato per non aver rispettato il divieto di transito per i mezzi pesanti in via Piave e per il mancato rispetto della segnaletica orizzontale che indica l'altezza massima per il sottopasso di via Selghere. Ieri sera Ring in esclusiva ha parlato il professor Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, che ha detto la sua verità sulla vicenda che lo vede coinvolto per la gestione della pandemia in Veneto e l'uso dei tamponi rapidi. Sentiamo un estratto della sua lunga intervista. Lo screening di massa col molecolare non si può fare perché al massimo se ne facevano 23.000 al giorno e ci volevano risultati per giorni e giorni. Anche su questo, mi permetta una cosa, anche su questa è una balla, perché si sarebbe potuto fare, perché io a maggio e a giugno avevo detto alla Regione che bisognava attrezzarsi per aumentare la capacità di fare i molecolari. Le ricordo che in Regione lo stesso Ricoli, colui che è il campione dei test rapidi, aveva detto che il virus era diventato buono, che non esisteva più nessun problema, perché la narrativa è questa, signori. A maggio-giugno gli esperti della Regione hanno detto che il problema era finito e quindi non valeva la pena investire, perché è evidente, se era questa la narrativa è chiaro perché dobbiamo investire, dobbiamo spendere decine di milioni per questa cosa. Il risultato qual è? Che abbiamo speso 150 milioni in pezzetti di plastica di cui non rimane niente. Lei ha capito perché Zaia si è arrabbiato per quella lettera in cui fondamentalmente dopo settimane di dibattito si dice no, ma guardate che non c'è nessuna denuncia o esposto nei confronti di Crisanti? L'ha capito perché si è arrabbiato? Ma certo, ma lo dice lui stesso perché si è arrabbiato. Perché lei si doveva schiantare? No, lui dice perfettamente dopo, perché ci sono altri pezzi della conversazione in cui lui dice chiaramente quella lettera era scritta in modo tale che apparisse come una denuncia. Se va in dibattimento rimane la lettera che tu hai scritto che non è una denuncia, bensì un esposto, e siccome per diffamazione si procede per querela, di fatto dice a Toniolo tu gli hai fatto un piacere dal punto di vista giuridico senza precedenti. E qua, tutto qui. Lui voleva la denuncia, tant'è vero che ne hanno presentate 2. Alla fine chi si schianterà secondo lei? Ma guardi, le rispondo come dicono gli inglesi, vince l'ultimo che rimane in piedi. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha deciso di prorogare le luminarie natalizie fino al 14 di febbraio, viste le centinaia di foto condivise sui social che stanno portando un'immagine positiva di Treviso nel mondo. In particolare il riflesso delle decorazioni luminose a forma di cuore sulla superficie dell'acqua di uno dei molti affluenti del Sile che attraversano il centro storico ha fatto lievitare in modo esponenziale il numero di immagini diffuse sul web.
Saranno 25 e tutti rientranti nell'ambito impiegatizio gli esuberi previsti nello stabilimento di Susegana dall'accordo sottoscritto oggi tra Electrolux Italia e le organizzazioni sindacali riguardante per il 2023 un pacchetto complessivo di 222 unità. L'intesa prevede un incentivo all'esodo per dipendenti da oltre 10 anni che risolveranno il rapporto di lavoro in modo consensuale o ricevendo la comunicazione di licenziamento con conseguente accesso alla nuova assicurazione sociale per l'impiego. Siamo ora a Mogliano, 29 defibrillatori installati nelle aree ad alta densità abitativa e ad alta frequentazione per una città cardioprotetta. Si chiama Mogliano nel cuore, il nuovo progetto di cardioprotezione della città, e nasce dalla collaborazione tra l'assessorato allo sport e l'associazione sportiva Outdoor Nordic and Wellness. Possiamo dire finalmente che Mogliano è diventata una città cardioprotetta. Abbiamo installato 29 defibrillatori in tutto il territorio moglianese, incluse le frazioni in quelli che erano, diciamo, i luoghi più sensibili e ad alto scorrimento di pedoni o di vita sociale, insomma. Facendo così abbiamo garantito sostanzialmente un defibrillatore per ogni 1000 moglianesi. La seconda fase del progetto inizierà proprio con l'avvio del nuovo anno e prevede la distribuzione di una mappa a tutte le famiglie che darà la possibilità di identificare la posizione esatta dei nuovi defibrillatori e di quelli già installati in precedenza. La seconda fase del 2023 prevede però anche un importante periodo di formazione e partiremo proprio da quelli che sono le persone che agiscono all'interno delle associazioni di quartiere, che quindi rappresentano tutta la cittadinanza, proprio per fare un'attività di formazione concreta e diretta e che possano diventare, diciamo, dei nuovi cittadini attivi e che possono anche sapere utilizzare questi che sono dei dispositivi importanti per salvare le vite. Da Mogliano andiamo a Silea. Per migliorare il traffico di Silea l'amministrazione ha pronte 16 proposte, tra queste un senso unico in via Roma che preoccupa però i commercianti di quella strada che temono di perdere i clienti di passaggio. Silea, anche se non è obbligata a farlo, vuole dare una risposta e gestire il traffico in un territorio a ridosso della tangenziale, che in alcune ore del giorno vede auto e camion in fila, 27.000 veicoli al giorno in via Roma, e così tra le 16 proposte allo studio per il nuovo PUT, il piano urbano del traffico, c'è anche un senso unico. Molte attività commerciali, negozi, bar e i commercianti sono preoccupati di perdere così molti clienti di passaggio. La posizione dei commercianti è di attesa, non sono contrari al progetto a prescindere, ma sono preoccupati perché un eventuale senso unico qui in via Roma, a Silea, potrebbe provocare anche un calo del loro giro d'affari, perché il traffico per loro è in un certo senso importante. Adesso ovviamente le risposte devono arrivare dall'amministrazione comunale. I commercianti hanno anche depositato in municipio alcune centinaia di firme, non per bloccare lo studio, ma per fare proposte, dicono. 31 dicembre del 2022 si sono concluse le osservazioni e quindi lo studio tecnico ha raccolto tutte le osservazioni della cittadinanza, delle associazioni di categoria. Quindi l'amministrazione vaglierà le proposte che arrivano dallo studio tecnico e sceglierà quelle che meritano di essere portate avanti. L'iter prevede poi l'invio in Regione Veneto per la procedura di VAS e poi la successiva approvazione. Quindi nulla è ancora deciso. Nulla di già deciso, sottolinea il primo cittadino, dopo un percorso di oltre 6 mesi di confronto. Il confronto con i cittadini è sempre ben accetto ed è un valore aggiunto a cui abbiamo voluto dare largo spazio. Il messaggio per i commercianti è che le loro proposte non cadranno nel vuoto. So che i commercianti hanno presentato le loro richieste e il loro punto di vista, che a volte combaciano, a volte sono anche diverse tra le varie parti, ma appunto quando avremo l'opportunità di vagliarle con attenzione potremo anche dare una risposta.
Non è ancora stato fissato il funerale di Gianluca Vialli, che si terrà in forma privata a Londra, dove viveva. Resta il cordoglio degli appassionati di calcio. A Ponzano Veneto c'è chi non solo l'ha conosciuto bene, ma negli anni della Juventus l'ha anche accompagnato agli allenamenti durante i ritiri estivi. È Giuseppe Massolin, storico ex presidente della locale Juventus Club. Questa è la maglia che ha cominciato Gianluca Vialli a firmarla nel pulmino. La mostra con orgoglio e nostalgia questa maglia. Peppi Massolin, volto della passione per la Juventus nella marca trevigiana. Ex presidente del locale club tifosi di Ponzano, per 25 anni è stato l'autista dei giocatori durante le preparazioni estive. A Macolin, in Svizzera. E ha trovato sul cassetto del pulmino un pennarello, ha cominciato a farmi l'autografo in corsa e poi l'ha passato a tutti i ragazzi man mano che salivano nel pullman e me l'ha fatto autografare tutti quanti dai giocatori. Senti, ma questa era la maglia che portavi tu addosso? Perché c'è scritto Juventus Club Ponzano? Sì, di solito. Cosa c'entra Vialli con Ponzano e con Juventus Club? No, Vialli è stato un grande amico, lui saliva sempre davanti con me sul pulmino, era il primo che saliva e l'ultimo che scendeva. Era un ragazzo d'oro, un ragazzo ironico, un ragazzo sempre brillante. Sono gli anni dal 92 al 96, quando Vialli indossa la maglia bianconera, e sono gli anni del premio Spiga d'Oro che il club consegnava ai grandi campioni della Juventus. Il Gianluca Vialli di allora, forse un po' timido, non ha mai voluto partecipare, mentre indimenticabili sono stati l'anno di Gaetano Scirea come quello di Roberto Baggio. Nella classifica dei grandi campioni, Vialli dove lo metteresti? Ma Vialli come persona al primo posto, come persona gli dava dei soldi per gente che magari non potevano, era proprio veramente generoso, come ho visto Alessandro Del Piero. C'è gente che ha un po' di cuore. E questo cuore sarà quello che verrà ricordato almeno per Vialli? Ma penso di sì, perché qualsiasi tifoso anche di qualsiasi squadra, penso che con Vialli non ci sia conflitti di maglie. Continuano gli eventi per celebrare i 30 anni di Radiofiera, in arrivo una mostra, un libro e concerti che ripercorrono la band che ha portato le canzoni in dialetto in giro per il mondo. Guarda oggi, piove coso. Sono trascorsi 30 anni da quella prima canzone suonata in una cantina di Fiera, un brano che ha di fatto dato inizio alla storia dei Radiofiera. La band festeggia un compleanno importante, una storia la loro che si intreccia a quella di una società che è cambiata e che loro hanno raccontato, diventando la voce della loro Treviso di cui hanno interpretato l'anima. 30 anni segnati da tanti successi, ma anche da momenti difficili. Sono i momenti difficili che ci hanno fatto crescere e ci hanno portato dove siamo adesso. Non ci fossero stati momenti difficili, non saremmo così, come dire, saldi sul territorio. Ecco, la parola esatta è saldi. Noi siamo radicati, abbiamo le radici su questo territorio. Dopo i concerti estivi e l'emozionante esibizione al Teatro del Monaco, i Radiofiera continuano a celebrare il trentennale con una mostra che sarà inaugurata il 14 gennaio al Museo di Santa Caterina, preceduta dalla presentazione del libro che ripercorre la storia di una band che con la sua musica mette insieme generazioni diverse. Dal 15 al 29 gennaio poi, ogni sabato e domenica, concerti, racconti e incontri con altri gruppi come i Los Massadores e i Rumatera, incentrati sul dialetto, lingua che ha accompagnato queste band nel loro successo. Il dialetto è la mia lingua madre, cioè la prima lingua che ho imparato a parlare ed è la lingua con cui mi esprimo meglio. Noi in dialetto in una parola noi apriamo un mondo, no? Questo non ci accade con l'italiano. Che tocca a te, fa quello che te sa fare. Era giusto valorizzare un gruppo che ha girato il mondo e che rappresenta la nostra città. Ai Radiofiera dico grazie per quello che hanno fatto e per aver sempre dimostrato il loro amore per Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte. Nei prossimi 30 anni? Nei prossimi 30 anni mi prenderò cura di me. Sempre con la musica? Sempre con la musica, no? Sì, beh certo, la musica, io non abbandono la musica non mi abbandonerà mai, fa parte della mia vita, siamo una cosa unica.
indissolubile. No me va, me echamos fuera, no me va. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, un uomo di 84 anni è morto a Faè di Longarone scivolando mentre raccoglieva mele nei pressi della storica chiesetta lungo la statale 51 di Alemagna. Dino Bampa di Treviso aveva 84 anni, viveva un'esistenza complicata fra Belluno e la Marca. Si riparava nella sua auto quando non era ospite del CEIS a Vittorio Veneto. L'anziano è stato trovato a terra da un amico che ha dato subito l'allarme. Sul posto del SUEM e i carabinieri di Longarone. L'anatomopatologo Antonello Cirnelli, delegato dalla Procura di Belluno, ha confermato le cause accidentali della morte dell'anziano. Ultimo atto ufficiale per Mauro De Carli, segretario uscente della Camera del Lavoro di Belluno, che il 12° congresso provinciale ha proposto una disamina precisa, puntuale e franca sulla situazione attuale della provincia e del lavoro, che deve essere fatto senza sconti. Una lettura che bene si attaglia alla situazione nazionale che si riflette sul nostro territorio, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, che hanno rivelato ancor di più la pesantezza di un disagio esteso al sistema produttivo. Mauro De Carli affronta la platea del 12° congresso provinciale della CGIL al Palafiere di Longarone per l'ultima volta da segretario generale. Dobbiamo lavorare per migliorare alcune questioni base, insomma, giustamente le questioni salari a livello nazionale, salari, il valore delle pensioni. Dall'altro punto di vista la questione della precarietà sono i due cardini come sindacato, come CGIL ci muoveremo sicuramente nei prossimi anni. E l'idea che il lavoro debba assumere ancora un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo dell'Italia è fondamentale. Poi ci sono i problemi locali. Partiamo dalla questione spopolamento, che non è solo un fattore che può produrre difficoltà demografica, ma è anche un fattore decisivo poi per lo sviluppo. O recuperiamo popolazione o recuperiamo soprattutto giovani popolazioni, o altrimenti anche il nostro sistema produttivo rischia di implodere. In 12 pagine di relazione, un concentrato di analisi e strategia per il futuro. Il problema, afferma De Carli, è che non c'è la vera capacità di sintesi, che subiamo indirizzi prodotti da una regia veneta poco attenta al bellunese. Caso emblematico le Olimpiadi 2026, che hanno un modello turistico potenzialmente in esaurimento nei prossimi 20-30 anni a causa del cambiamento climatico. Applausi al segretario uscente, pronto a cedere il ruolo a Denise Casanova, candidata alla guida della Camera del Lavoro, che ha dentro forti capacità di innovazione per una costruzione moderna di una CGIL più forte e decisiva nel lavoro in questo territorio. Se tornassi indietro rifarei tutto in uguale modo. Non mi hanno pesato gli errori, forse qualche rimorso per non essere stato deciso in qualche occasione. So che non avrete paura di sbagliare, perché abbiamo il coraggio di lottare e credere in un mondo migliore. Belluno perde circa 1 migliaio di cittadini all'anno, la maggior parte dei quali nelle terre alte. Lo spopolamento è un problema soprattutto se analizzato sul fronte della forza lavoro, che mina rilancio e crescita del comparto produttivo. Questa mattina se ne è discusso al Palafiere di Longarone nel corso del 12° congresso della CGIL. Bassissima natalità e abbandono delle giovani generazioni, è una provincia sempre più debole, con un tasso di vecchiaia in veloce crescita e un maggiore bisogno di assistenza, quella fotografata dall'osservatorio della CGIL. Mancano lavoratori e sono sempre più carenti i servizi, ma manca anche un'unità di visione e di azione tra il tessuto politico e associativo bellunese. Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, questa mattina da remoto ha preso parte al dibattito aperto dal congresso della CGIL. La sfida è progettuale, ha detto Berton, che ha puntato il dito contro l'assenza di politica e istituzioni. Tocca a noi sopperire spesso al vuoto progettuale che purtroppo avvolge spesso le istituzioni e gli enti locali. Non me ne vogliano, ma è così. Ai giovani Confindustria tende la mano perché è urgente ridurre le disuguaglianze. Stiamo lavorando molto affinché questo non succeda, costruendo percorsi di studi di formazione adeguati alle sfide che abbiamo di fronte.
Penso all'ITS, alla LUIS Business School, al corso di laurea informatica che stiamo progettando con l'Università di Verona e le istituzioni locali. Dall'amministrazione comunale di Belluno l'attenzione alle fasce più deboli, giovani e disoccupati. Abbiamo cercato insieme anche alla Regione di dare una risposta e quindi mettendo in atto per il 23 il progetto lavori di pubblica utilità, quindi che vanno a interagire con associazioni, cooperative del territorio ma anche privati. Dare una prospettiva, ridurre le differenze territoriali, ricomporre la filiera industriale per un rilancio del territorio. Credo che insieme su un tavolo di confronto, partendo da questi progetti già concreti, potremmo sicuramente dare una risposta ancora. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al meteo. La pressione torna a diminuire temporaneamente per l'arrivo di una modesta perturbazione che toccherà in parte anche il nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 11 gennaio. Sul Veneto la giornata sarà all'insegna del sole, ma dopo una mattinata e un primo pomeriggio con il bel tempo, il cielo si coprirà ovunque e verso sera arriverà anche qualche pioggia sparsa. Temperature in calo, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con qualche addensamento. In serata poi non si escludono dei piovaschi. Temperature minime tra 0 e 4 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento con locali precipitazioni di sera e neve dai 600 metri circa di quota. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 5-7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.